È partita in Veneto la sperimentazione già approvata in Cina che prevede la somministrazione ai pazienti di plasma con anticorpi prelevato da persone che sono già guarite. Gabriele Lobello. Durante una guardia medica di notte, il 21 febbraio probabilmente, quando ancora l'allarme era lieve, ho contratto l'infezione. Quella notte Andrea Martini, 34 anni, medico internista, lavorava nella geriatria dell'ospedale di Treviso e l'epidemia ancora non era esplosa. Finito in ospedale da paziente, dopo essere guarito, ora è il primo donatore veneto di anticorpi contro il Covid-19. Sperimentazione partita a Padova e Pavia sull'esperienza cinese. La terapia prevede 3 somministrazioni di plasma come primo ciclo. Se poi c'è una buona risposta da parte del paziente, potremmo anche continuare con un secondo ciclo di somministrazione. Per curare un paziente potrebbero bastare 2 o 3 donatori di plasma, terapia che promette di salvare molte vite. Gli effetti attesi sono che intanto si riduca la carica virale, si riducono gli indici di infiammazione, si modifica la capacità respiratoria. Andrea è tornato in corsia e ora lavora in un reparto Covid. Lui sa cosa fa il virus dentro un corpo e per questo dona il suo plasma e invita tutti i guariti a farlo. Penso sia il minimo per poter dare un aiuto a chi sta male in questo momento.